più di 10.000 in tutta Italia a Brindisi, costretti a chiudere 3 reparti dell'ospedale. La procura ha aperto un'inchiesta. L'inviato Giacinto Pinto. Io sono un rianimatore, anestesista rianimatore. Io personalmente ho fatto un tampone e ho dovuto aspettare 8 giorni per averne il risultato. In questi 8 giorni non sono stato lasciato fuori dai turni dall'ospedale, ho dovuto continuare a lavorare. La paura più grande nostra è ovviamente quella di rimanere contagiati. Il timore di medici e infermieri dell'ospedale di Brindisi. 3 reparti Covid sono già stati chiusi. Chi lavorava lì dentro si è ammalato proprio di coronavirus. La procura vuole vederci chiaro. Ha aperto un'inchiesta conoscitiva. Il virus si è trovato un cavallo di Troia, c'è la possibilità di penetrare all'interno dell'ospedale, data il ritardo con il quale viene effettuato il tampone, quindi i pazienti di sospetti Covid così infettano medici e infermieri. L'allarme dell'Ordine dei Medici non riguarda soltanto il presunto ritardo nell'effettuare i tamponi. Spesso le protezioni che ci forniscono non sono adeguate. Abbiamo avuto occasione di trovare delle tute che sono di bassa protezione, tipo quelle da imbianchino, insomma, per intenderci, che non proteggono dagli agenti biologici con cui siamo esposti. Può succedere che questa struttura, che rappresenta la struttura principale di una provincia di 400.000 abitanti, può diventare il focolaio di infezione. Respinge ogni accusa la direzione generale dell'ospedale di Brindisi, spiegando che le tute e le mascherine sono già arrivate e che presto saranno di nuovo operativi i reparti chiusi. Da un paio di giorni è già attivo il laboratorio dei tamponi. Piazze vuote, luoghi di